Oggi a Made in Messina è arrivato il tempo di bersi un buon bicchiere di vino. After midnight, must have been 3 years since we last spoke. Le prime tracce nella storia di vino dalle nostre parti risalgono al tempo dei Greci, molto prima di Cristo, ma è soprattutto Plinio il Vecchio che dà grande dignità alle nostre terre e alla produzione di vino della provincia di Messina. È il Mamertino, il principe dei vini di queste terre. La sua piantagione, la sua prima piantagione avvenne nel 289 a.C. proprio nella zona di Milazzo e addirittura il Mamertino fu offerto a Giulio Cesare di ritorno da una delle sue campagne ed è citato nel De Bello Gallico. Nel 2004 il Mamertino è diventato un vino a denominazione d'origine controllata. Alla tutela, alla valorizzazione di questo prodotto della natura, ma anche dell'uomo, ci pensa le Strade del Vino della provincia di Messina, una associazione nata qualche anno fa e che ha creato un vero e proprio percorso attraverso le strade del nostro vino. Il nostro viaggio comincia da Patti. Tra le aziende che hanno voluto scommettere sul Mamertino DOC c'è quella del signor Nino Furnari. Ecco, quanto di questo terreno è dedicato al vigneto e quindi al Mamertino? Circa 10 ettari. In un'azienda che è nata quando? Una storia molto particolare. L'azienda è nata nel 75, ma poi vista l'evoluzione dei vini in Italia e nel mondo, nel 2000 abbiamo scommesso di riniziare a rifare questo vigneto e ripiantare dei vitigni idonei per il Mamertino DOC. Questa è una coltivazione completamente biologica. Cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che non vengono usate nessun pesticida, ma solo a base di zolfo e rami, come a tempo dei Romani, come posso dire. Ecco, questo terreno è molto particolare, ha delle caratteristiche che lo rendono assolutamente unico e perfetto per la coltivazione di tutti i vitigni che fanno poi capo al Mamertino DOC. Quali sono proprio le caratteristiche peculiari di questa terra? Le caratteristiche sono: questa zona ha un terreno argilloso leggermente arenario, è in una valle fra un torrente e un ruscello. In questa zona c'è una circolazione d'aria fortissima, dalle 9 è molto della mattina, ventilata. Ventilatissima, dalle 9 della mattina fino alle 6 di sera e con un grandissimo sole cocente. Questo binomio fa una maturazione perfetta per le nostre uve. La sua è stata all'inizio una passione, un hobby, lei fa altro nella vita. Adesso questo è diventato, non dico il suo primo impegno, però le assorbe parecchio tempo perché c'è un procedimento quasi direi ormai industriale per la realizzazione di questo prodotto. Fare l'agricoltura specie in modo biologico e con una tecnica molto difficile, perché i vitigni bisogna prima che invecchiano le piante che abbiano una certa età per ricavare gli ottimi vini, come stiamo aspettando noi finalmente oggi. E poi un'attenzione accompagnate sempre da un enologo e un agronomo bravi che hanno tanto amore come ce l'ho io per questa coltivazione. Nella sua azienda, che spesso ospita anche dei turisti che vengono a visitare questi luoghi, le bellezze anche del nostro territorio, siamo a 2 passi da Patti, dalla Villa del Casale quindi, ma anche dal Tindari e quindi dal suo santuario, oltre alle bellezze un po' di tutto il resto di questa zona. Dicevo, i suoi amici turisti che vengono così a fare un percorso in queste terre possono anche apprezzare in realtà il procedimento attraverso il quale voi producete il Mamertino. Ci vuole condurre a vedere un po' la vostra azienda? Come ai nostri clienti, ai nostri turisti che sono incantati di questa zona e amano essere qua presenti e tornano sempre con tanto entusiasmo. Allora andiamo? Anche voi.
Fuori i millenni di storia di questi vitigni che si ricordano addirittura i romani, dentro la modernità, direi quasi una struttura all'avanguardia, quella della Demone di Nino Furni. Quali sono le caratteristiche di questa struttura e quando è nata? Questa struttura come cantina è nata 5 anni fa. È una struttura molto moderna, però con tante caratteristiche per la conservazione e per la maturazione dei vini a una bassa temperatura a livello naturale, che raggiunge massimo 22-23 gradi. E questo naturalmente aiuta la maturazione, diciamo così. Certo, non è necessario tenere un impianto un condizionatore o refrigerazione dei prodotti per tutto il periodo dell'anno. La raccolta dell'uva del Mamertino DOC avviene rigorosamente a mano. Dopo la vendemmia il mosto però finisce in questi silos d'acciaio. Che procedimento accade a questo punto? Quei rimangono per circa 6 mesi. Nei primi 2 mesi si fa 2 travasi per togliere i residui ricciosi. Dopo approssimativamente 6 mesi o più passano nei barricchi di rovere francese, dove dà quel sapore di legno particolare di questi vini. Trascorsi 4-5 mesi, secondo il tempo del tipo del vino che va dentro, ritornano nei silos di acciaio per completare una maturazione. Perché questi vini, specie il Nero d'Avola, ha un bisogno di tempo minimo di 2 anni per essere maturo per l'imbottigliamento e il consumo. Il mosto è diventato vino in questi contenitori d'acciaio, ma per lui adesso è arrivato il momento di assaggiare il legno. Questi sono baricchi, da dove vengono? Questi sono baricchi di rovere sloveno che viene trasformato in Francia, in Borgogna. Quanto tempo resterà il vino in queste butte? Secondo l'uso del baricche, se è come prima volta si deve essere più limitato perché il legno è un legno all'interno bruciato, questo è di media tostatura. Quando passa secondo, terza stagione, passaggio dei vini, si deve sempre aumentare da 3 a 4 a 6 mesi. Il legno in qualche modo dà una connotazione tipica al vostro vino? Certo, dà un aroma particolare che ci porta ai vecchi tempi dove il vino veniva proprio apprezzato perché maturava nel legno. Quindi in mezzo a tanta modernità però c'è ancora un salto nel passato. Dopo che il vino è maturato in queste botti di rovere, che fine fa? Poi viene filtrato e contemporaneamente passa all'imbottigliamento. Dopo l'imbottigliamento rimane in bottiglia in affinamento per alcuni mesi e poi passa sul mercato per essere distribuito e consumato. Finalmente, dopo 2 anni di lavoro, di cura e attenzione, ecco il nostro Mamertino pronto per berlo. La collocazione naturale del vino e dunque anche del Mamertino DOC naturalmente è a tavola. Noi ci siamo trasferiti a Milazzo al Sofias Bistrò proprio per far incontrare il buon cibo con il buon vino. Con noi c'è Gioacchino Sofia che ha preparato tutto questo. Vedo subito un antipasto particolarmente variegato con prodotti della nostra terra. Sì, è proprio così. Abbiamo cercato di abbinare appunto, di fare degli antipasti con dei prodotti nostri tipici dove c'è appunto, vediamo il pesce spada, dove abbiamo fatto un carpaccio con della mentuccia e dei capperi delle olie e poi abbiamo fatto delle ostriche crude, un carpaccio di tonno con pomodorini e uno sformatino di pesce spada, diciamo che la fa da padrone come pesce nel nostro territorio. Cosa dicono i turisti quando vengono dalle nostre parti per assaggiare queste cose? Le trovano singolari, particolari, le hanno mai magari assaggiate da altre parti? Ovviamente la nostra cucina si distingue nel mondo per particolarità
e per, appunto, per sapori così forti e del pesce così saporito. Ovviamente è uno dei punti di forza nostri per quanto riguarda il turismo, la cucina del posto. E poi che tipo di scelta hai fatto per quanto riguarda il primo? Come primo abbiamo preparato sempre delle pennette con appunto pesce spada, tocchetti di pesce spada, melenzane e mentuccia, e anche questo è un piatto abbastanza semplice e tradizionale che in tutte le nostre case, appunto, qualunque madre di famiglia prepara. Direi anche che dà il gusto un po' retro, un po' torna nelle tradizioni della cucina del secolo scorso. E che vino ci mettiamo su allora? Per quanto riguarda il vino abbiamo qui il signor Cacciola che, diciamo, è più preparato di me e potrà spiegarvi quale vino abbinare a questi piatti. Allora ci affidiamo a lui. Il signor Biagio Cacciola è il direttore della strada del vino della provincia di Messina. Chi meglio di lui ci può accompagnare nella scelta del miglior vino possibile per questo tipo di pasto che abbiamo scoperto da Gioacchino Sofia essere tipico, diciamo così, di questo nostro percorso. Che vino scegliamo allora? In questo territorio l'unico vino che possiamo abbinare è il Mamertino. Il Mamertino che lo possiamo trovare nella tipologia sia bianco che rosso. E che si sposa bene? Il bianco si sposa bene con l'antipasto? Certamente con gli antipasti, con questi antipasti che ricordano la tradizione marinara, e noi proprio qui facciamo incontrare questa tradizione marinara con la nostra tradizione contadina, con questo bianco Mamertino DOC, con i suoi profumi floreali e la sua sapidità che perfettamente si abbina a questi piatti di pesce. Il rosso invece? Il rosso lo possiamo abbinare al piatto che abbiamo qui assaggiato, che è quello a base di pesce spada con pomodori, pinoli, e che certamente si abbina perfettamente ai profumi di frutta che questo Mamertino rosso esprime. Il percorso che i turisti abitualmente fanno e che naturalmente passa dalla visita nelle cantine, nelle località turistiche tipiche della nostra provincia, non può che passare però dalla tavola. Mi sembra che sia una parte significativa un po' della vostra missione. L'obiettivo della strada del vino della provincia di Messina è proprio quello di promuovere il territorio partendo dall'enogastronomia. Il vino e i nostri piatti proprio si incontrano a tavola ed esaltano le caratteristiche del nostro territorio. Il Mamertino diventa DOC nel 2004, dopo un lungo periodo di stasi della commercializzazione, ma non solo, anche della produzione di questo vino della nostra terra. Quali sono le tappe fondamentali di questa rinnovata voglia di Mamertino nella nostra provincia? Nel 1999 un gruppo di tecnici e di produttori che hanno valutato l'opportunità di rilanciare questo nostro vino nella provincia di Messina. Dobbiamo dire che la viticoltura in provincia di Messina era quasi scomparsa e in questo ultimo decennio ha ripreso. Noi subito dopo la fine della seconda guerra mondiale la provincia di Messina aveva la superficie vietata più estesa della Sicilia, con circa 6.000 ettari. Oggi abbiamo solo 800 ettari di superficie vitata. Questo crollo è stato determinato dalla nuova situazione che si è venuta a creare nel momento in cui il vino non serviva più per essere bevuto o per essere messo in bottiglia, ma in Sicilia per molti decenni il vino è servito per portarlo alla distillazione. Capiamo tutti che l'agricoltura eroica della nostra provincia, fatta in collina e in zona quindi difficile, non poteva più competere con l'agricoltura di pianura delle zone di Trapani, di Agrigento, se l'obiettivo del vino era quello di distillarlo. Nel momento in cui è cambiata la cultura del vino, è cambiata la cultura del vino siciliano, è stato rivalutato, è diventato importante mettere in bottiglie il vino e venderlo, a quel punto la qualità la fa da padrone. E quindi la nostra provincia, proprio per le sue caratteristiche orografiche, si presta e si è sempre prestata per produrre un vino di qualità. Da qui l'idea di promuovere questo nostro antico vino, l'impegno di molti produttori a cimentarsi in una nuova qualificazione di questo vino, e proprio qui nasce
l'idea del riconoscimento di qualità, che è la denominazione d'origine controllata. Abbiamo iniziato un lungo percorso col Ministero che nel 2004 ci ha portato al riconoscimento. Oggi siamo di fronte a un vino certamente di qualità superiore, riesce a essere venduto a un certo prezzo e credo che nel prossimo futuro ci dovremo sempre più aspettare una maggiore qualità e una maggiore interesse da parte dei produttori e dei consumatori per produrre e consumare questo vino. Quanto è difficile convincere i nostri produttori a rivolgersi a questo tipo di vino? Certo, oggi diciamo che la strada è fatta. Oggi chi vuole produrre vino nella provincia di Messina e nella nostra zona in particolare non può che produrre Mamertino. Diversamente è molto difficile che riesca a venderlo, soprattutto a venderlo ad un prezzo competitivo. La DOC dà proprio questa opportunità, quello di qualificare e quindi di riuscire a massimizzare le produzioni e quindi l'economia. Qui vediamo l'intera gamma del Mamertino. Quali sono le caratteristiche di ciascuna di esse? Le tipologie di Mamertino che possiamo riscontrare previste dal disciplinare sono intanto fondamentalmente due, il bianco e il rosso. Nella tipologia bianco possiamo riscontrare anche il bianco riserva, che presuppone l'invecchiamento di 2 anni con almeno 6 mesi di botte. I vitigni che compongono il bianco fondamentalmente sono il Catarratto, il Grillo e l'Insolia. Tutti questi, perdonami, crescono nella nostra terra? Sono i vitigni tipici della nostra provincia e della Sicilia in generale. Mentre nella tipologia rosso possiamo riscontrare il rosso sia nella diciamo classico che nella tipologia riserva. Anche qui nella tipologia riserva presuppone 2 anni di invecchiamento, di cui 6 mesi di invecchiamento in botte. Poi abbiamo nel rosso anche la tipologia monovitigno, che è nero tavola. In questo caso c'è un nero tavola in purezza che garantisce il consumatore che almeno l'85% dell'uva del vino proviene dal vitigno nero tavola. Il tasso alcolico di questo vino ha un range di tolleranza, è sempre lo stesso? Certamente, noi dobbiamo pensare che parliamo di vini di un target medio-alto e normalmente per avere dei grandi vini di qualità superiore, soprattutto se vogliamo dei vini siciliani che si caratterizzano proprio per questo calore, dobbiamo avere almeno 12,5 gradi di calo alcolico, 13. Normalmente i nostri vini sono tutti superiori a 13 gradi, sia per il bianco che per il rosso. Diversamente la tipicità della nostra Sicilia, che è il sole, non viene espressa. Ci hai detto che il bianco è la sintesi di 3 vitigni, mentre il Mamertino rosso? Ecco, nel Mamertino rosso noi ritroviamo alcune specificità tipiche dello Stretto di Messina. In particolare abbiamo nella sua composizione, ci vuole minimo il 60% di nero tavola, e poi riscontriamo un altro vitigno tipico della provincia di Messina, che è il Nocera, che deve essere messo in una percentuale minima del 10%. Ecco, questi 2 vitigni sono quelli di base, poi si possono aggiungere altri vitigni tipici della Sicilia che completano il brand di questo Mamertino rosso.
Nel nostro percorso lungo la strada del vino mamertino facciamo tappa a Condrò, siamo a pochissimi chilometri da Milazzo e qui incontriamo il signor Mimmo Paone che da diversi anni ha questa bella cantina. Benvenuti nella cantina. Grazie mille. Ci racconti un po' cosa avviene quando il vino è pronto per essere imbottigliato, in pratica dalla botte alla bottiglia, cosa avviene? Una volta superata la maturazione nelle vasi vinari in botte, il vino va all'imbottigliamento. L'imbottigliamento del mamertino, essendo un prodotto biologico, consiste nell'imbottigliamento a freddo, per cui noi facciamo un imbottigliamento ciclo sterile, cioè veramente con una microfiltrazione. Cosa consiste? Consiste che le bottiglie vengono prima sciacquate con acqua sterile e riempite automaticamente dalla macchina. E sempre lo stato asfittico viene messo il tappo. Di là la bottiglia già è completa per la sua andare a maturazione nel cataste per la maturazione in bottiglia. Poi succede la fase dell'etichettatura, che lei vede un pochettino come vanno questa fase, che è molto delicata perché è il biglietto di visita del vino che va nella grande distribuzione, chi va. Noi andiamo solamente in ristorazione ed enoteche. Come vede abbiamo imbottigliato il mamertino dell'annata 2005. Ora le faccio assaggiare l'annate 2006 e 2007. E dove si trovano? Andiamo alla botte. Ah, direttamente in botte. Direttamente in botte. Qui siamo nel reparto dove matura il mamertino. Abbiamo l'annata 2006 e l'annata 2007. Lei è un enologo? Sì, sono enologo dal 74, sono enologo diplomato a Marsala nel 74. La padre del vino un po', no? Sì. Almeno in Sicilia lo è. Beh. Speriamo che Milazzo la possa superare un giorno. Ma guardi, il vino è una materia che piace tantissimo, già siamo alla terza generazione. Prendiamo un bicchiere e andiamo a vedere un pochettino. Le faccio assaggiare il 2006 per vedere anche la caratteristica diversa dal 2007. Ah, cioè si può anche cogliere questa differenza? Certo. Il vino parla, bisogna saperlo capire. Bisogna saperlo ascoltare anche. Sì. A lei cosa dice? Ma io penso che la materia è eccezionale, per cui bisogna avere la passione nel sangue, diceva il mio professore. Ecco, veda, noi possiamo capire l'annata del vino guardando l'angolo dell'occhio dove finisce l'unghia, si chiama così da un punto di vista tecnico. Lì vediamo che più va verso il mattone, verso il rosso mattone, più il vino è vecchio. Mentre quando un vino è giovane, il rosso è vivace, violaceo. Allora quello si chiama il vino giovane. Allora, per noi il vino parla anche, secondo il proprio colore, racconta la proprietà. Per cui veda, questo è un 2006, noi vediamo già che ha quel colore che va sul rosso mattone all'unghia. È un vino che sta invecchiando ormai. Sta invecchiando, bene bene. Poi noi possiamo vedere anche la sua robustezza, la sua gradazione alcolica tramite questi archetti che lei vede che sono molto stretti. Sì. Qui vediamo praticamente, ecco vede, come stanno cadendo giù. stanno vedendo verso- perfettamente. Questo dà praticamente una maturazione, una esterificazione del vino che sta facendo in botte. Per Bene. cui il corpo. Poi veda, se il vino quando noi lo giriamo si ferma subito, significa che ha una bella consistenza. Ecco quali sono le caratteristiche che un vino importante deve avere. E il Mamertino di Milazzo le posso assicurare che è un vino importante. Questa l'analisi direi visiva, poi ce n'è un'altra sensoriale, giusto? Adesso andiamo noi al profumo, l'odore. L'odore ci dà tante sensazioni. Qui si vedono tutti i difetti di un vino, perché se è invecchiato bene, se la botte ha anche una doia che è leggermente marcia, lo sentiamo all'odore. Per cui è un processo molto importante. Lei continua a girarlo perché vuole far riprendere aria? Certo, perché il vino si deve ossigenare e si apre e esprime il massimo delle proprie caratteristiche. Sai, sente che il profumo etereo che c'è? Questi sono degli odori primari. Durante la fase di invecchiamento vengono modellati, perché l'invecchiamento modella un prodotto.
Ecco, le caratteristiche olfattive in questo caso cosa ci dicono? Qui si sente dei lamponi, si sente il sottobosco, si sente delle caratteristiche molto, molto, molto importanti e qui si vedono i sacrifici dell'uomo, la pulizia della cantina è importante su questi argomenti qua. Poi parliamo del gusto, bisogna vedere la termicità, bisogna capire quali sono le caratteristiche di robustezza di un prodotto. I tannini sono importantissimi perché sono delle sostanze che ti danno il massimo, ti esprimono quella pulizia, quella robustezza di un prodotto, quelle emozioni, le emozioni, perché il vino esprime tante emozioni. Lo assaggi? Ecco, è velludato. Cosa le ha detto? È velludato, il vino è pronto, manca solo una bella fetta di carne e sarebbe l'ideale. Il nostro viaggio lungo le strade del Mamertino DOC fa tappa adesso a Santa Lucia del Mela. Siamo ospiti dell'azienda Vasari, con noi c'è Ruggero Vasari, un sincero appassionato del Mamertino DOC, ed è per questo che a lui chiediamo come affonda nella storia, le proprie radici, questo vino. Il Mamertino, questo vino oggi famoso in tutto il mondo, ha delle radici storiche molto profonde perché è un vino conosciuto sin dai tempi dei Romani. Tutta la zona del Minazzese, di Santa Lucia del Mela, era tutta coltivata a questi vigneti che producevano questo Mamertino, che era la delizia dei Romani. Giulio Cesare nel suo terzo consolato ha persino brindato con il vino Mamertino, e il vino Mamertino che oggi noi proponiamo sul mercato sia italiano che all'estero è uno dei vini più antichi del mondo, anzi ce n'è in Italia 3 di vini antichi del mondo, è il Mamertino, il Falerno e il Falanghina. Questi 3 vini erano già conosciuti ai tempi dei Romani. Certo oggi si producono e si fanno in una maniera diversa dal tempo dei Romani, ma pur sempre sono dei vini storici che hanno un appeal in tutto il mondo. L'azienda Vasari fonda la propria forza sulla tradizione, e naturalmente questa struttura ne è testimonianza, ma anche sulla innovazione, visto e considerato che mantenendo di fatto la medesima tecnica di produzione è riuscita però a invadere un po' il mercato mondiale. Sì. Noi parliamo spesso di tradizione, ma la tradizione non può essere fine a se stesso. La tradizione è proprio tale perché noi la adattiamo ai tempi, mettiamo qualcosa di innovativo, e il nostro Mamertino, il vino Mamertino, è un vino tipico, tradizionale, ma veramente molto moderno, perché le tecniche cambiano gli strumenti con cui fare il vino, cambia tutto. E allora andiamo a scoprire in questa azienda praticamente del XVIII secolo come si faceva il vino un tempo. E così ora le racconto qualcosa di curioso. Le guide dei vini sono sempre esistiti, non è un fenomeno moderno. Le guide dei vini esistevano anche al tempo dei Romani, e proprio in una guida dei vini edita da Plinio il Giovane, tra una selezione di 195 vini allora conosciuti nel mondo, il Mamertino si aggiudica il 4° posto. Centinaia e centinaia di ettolitri sono passati da queste mura, ettolitri di buon vino, quasi sempre Mamertino immagino. Ci racconti un po' la storia di questa azienda? L'azienda affonda le sue radici già nel 1700, noi abbiamo dei documenti anche scritti in latino, sono dei contratti di vendita di vino.
e l'azienda è stata sempre a Santa Lucia del Mela, nei comuni limitrofi, era una grossissima azienda dedicata soprattutto alla viti e anche agli ulivi, ma il vino era il prodotto principale di questa azienda e come lei potrà vedere anche da questi ambienti, le vede che c'è una serie di palmenti di varie grandezze, poiché si vinificava in questi palmenti secondo le quantità di uva che a quei tempi i contadini portavano per la vinificazione. Proviamo a immaginare per un istante il percorso dell'uva attraverso questi strumenti. È semplice ed è molto bello. Già a settembre c'era tutto un fermento nella campagna, tutti i contadini si preparavano per raccogliere quest'uva e una volta vendemmiata l'uva veniva portata con le ceste nei palmenti, veniva scaricata nel palmento e lì c'erano dei ragazzini, si cominciava già presto al mattino, dei ragazzini che cominciavano a pestare con i piedi puliti perché si rilavavano prima di entrare nel palmento, a pestare questi grappoli rigogliosi di succo, questi grappoli d'uva e poi il pomeriggio dopo un'ottima colazione preparata qui all'aperto perché era una bellissima scampagnata, si pestava e man mano il mosto veniva raccolto nel tino giù in fondo e questo processo durava fino alla sera. Alla sera quando tutte le donne erano rincasate rimanevano solamente gli uomini nei palmenti e c'era l'operazione notturna che consisteva nel prelevare il vino dal tino, rimetterlo da capo nel palmento assieme alle vinacce, e così avveniva la prima fermentazione sino all'indomani mattino. L'indomani mattino avveniva la svinatura per cui il liquido, il mosto andava da capo nel tino e su rimanevano le vinacce. Queste vinacce ancora erano pregne di succo e si portavano nella pressa e così si iniziava questo lungo lavoro di oltre 24 ore per cui le vinacce venivano messe nelle sporte, le sporte erano dei contenitori, queste sporte sotto la pressa e man mano si girava attraverso questo vericello, si girava questa pressa fin quando le vinacce erano esauste. A che periodo risalgono questo verricello e questa pressa? Questo verricello che è in legno di cipresso risale al 1700. La pressa, la parte interna è originale, la parte esterna dopo la seconda guerra mondiale quando abbiamo rifatto tutti i vigneti è stata trasformata perché le assi erano di legno e sono stati fatti in ferro. Questa è una metodologia che è stata moderna o comunque contemporanea fino a che anno? Questa è una metodologia moderna perché noi l'abbiamo utilizzata fino al 1960. Dal 1960 in poi abbiamo nella nuova cantina abbiamo avuto degli strumenti diversi, gli strumenti che sono innovativi, ma degli strumenti che servono veramente a fare di un prodotto come il vino una bevanda veramente eccellente e veramente buona. Sì, il vino veniva molto buono. Ma era più buono allora o più buono adesso? Non si può dire, per il gusto di allora era più buono allora, per il gusto di oggi il vino di allora oggi sarebbe stato imbevibile. Oggi il vino che produciamo è un vino che si adatta al gusto moderno, alla società moderna e anche direi nel senso più ampio all'economia moderna.
Tra innovazione e tradizione ci siamo trasferiti nella bottaia dell'azienda Vasari. Questo è un po' il cuore pulsante della sua creatura. Sì, questo è il cuore della nostra azienda, è il cuore pulsante della nostra azienda, dove ci sono tutte queste botti che danno gli aromi al nostro vino, e qui si produce il vero mamertino che viene invecchiato per circa 2 anni in queste botti di rovere, come voi vedete. E questo è l'ultimo stadio prima che il mamertino vada nell'imbottigliamento. E questa particolare bottaia io la amo tanto, a volte vengo anche di notte e ho dei colloqui, direi anche dei colloqui muti di parole con questo vino, col mio bicchiere vuoto che immediatamente si inebria e si ubriaca anche lui di tutti gli aromi che il nostro mamertino ci dà. Dopo 2 anni quindi può entrare, diciamo, nella fase di commercializzazione. Che fine fa il mamertino? Il mamertino, una volta imbottigliato, va sul mercato, ma purtroppo abbiamo una certa resistenza per quanto riguarda il mercato della nostra provincia, il mercato del messinese e anche della regione, perché soprattutto nel messinese non si conosce bene questo vino mamertino, si sente parlare dei mamertini, del vino mamertino che esisteva una volta, ma non si crede a quella che è la realtà di oggi, cioè che c'è un vino mamertino che è degno del suo nome e che può essere bevuto. E devo dire che a differenza di noi messinesi o dei nostri ristoratori e notecari messinesi, il nostro vino ha un grande successo all'estero. Io ho cominciato ad esportare il mamertino nel 1994 in Giappone. I migliori ristoranti italiani di Tokyo e di Yokohama hanno il vino mamertino. Ogni anno esportiamo dei container di vino in Giappone. Abbiamo aperto nuovi mercati, esportiamo in America, ma l'America è grandissima, esportiamo in California, esportiamo a New York, esportiamo a Washington, si esporta anche nella comunità europea, in Germania, in Svizzera e anche in Belgio, persino nella lontana Svezia e nella lontana Danimarca. Cioè il mercato estero sta dando al mamertino una grande soddisfazione, e molto di più che il mercato interno, e il mercato siciliano e il mercato del messinese. Quali gli obiettivi per il 2009 del mamertino? Penso che sia un buonissimo anno per il mamertino. Nel 2009 dobbiamo rafforzare le nostre posizioni, soprattutto nella nostra provincia che è una provincia leader dal punto di vista turistico, con Taormina che potrebbe essere un grande mercato per i vini per il mamertino e soprattutto per far conoscere ancora il mamertino. Dobbiamo rafforzare ancora le nostre basi all'estero, dobbiamo rafforzare le nostre basi nell'Europa e dobbiamo cercare di aprire dei nuovi mercati.